Nella partita contro la Spal il Venezia ritrova da avversario Andrea Gazzoli, attuale direttore generale della società ferrarese, ma dal 2012 al 2014 direttore sportivo arancione-verde. Torno volentieri a Venezia, saluto anche i tifosi, perché comunque ho passato 2 anni belli, ricchi per la mia carriera. La prima volta che mi spostavo dal territorio dove ero nato e cresciuto anche professionalmente, quindi torno volentieri. È la prima volta che torno, tra l'altro, Lorenzo, e al di là del briciolo di emozione, torno volentieri. Affrontiamo una squadra forte che sta facendo un grande campionato. Fu proprio Gazzoli, come dirigente, uno dei principali artefici della promozione dell'Unione Venezia, riportata nella gestione russa presieduta da Yuri Korabin in prima divisione, poi tornata a chiamarsi Serie C. Siamo una delle squadre più importanti, diciamo, di questo campionato. Mi chiedi anche di qualche aneddoto di Venezia? No, più che aneddoto, diciamo, l'episodio principale poi alla fine è stata la famosa finale col Monza, perché è stata una partita incredibile che si è risolta negli ultimi 4-5 minuti in un caldissimo pomeriggio di giugno, quindi più che un aneddoto è un episodio che nel calcio succede, quindi ampiamente imprevedibile, però insomma ci ha portato una bella soddisfazione, forse una delle più belle anche della mia carriera.